Ciao a tutti, Ciao! un abbraccio forte dalla Toscana, amici dell'Istituto Matilde di Canosa di Como. Siamo venuti da molto lontano. Vediamo se siete capaci di indovinare, vero? Cin 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 cin. No? Boh. Ciao a tutti, io sono Karen dagli Stati Uniti e vengo da Chicago. Io sono Romà, vengo di Barcellona, ho 22 anni. Anche io ho 25 anni. Oh, sì, 25 anni. È stato il suo compleanno la settimana scorsa. Sì. Allora, l'anno scorso siamo venuti per fare un'esperienza qui allo piano con un movimento fa parte con la Chiesa e durante questo anno c'erano tanti giovani di diversi paesi e insieme abbiamo costruito un aeroporto insieme e anche abbiamo vissuto tanto. Allora noi vogliamo condividere queste esperienze con voi. E stiamo qua presenti per la vostra giornata di interculturalità perché quello che noi abbiamo vissuto con tutta questa gente di tutti i posti della terra è quasi quasi è più che un'amicizia, perché quando abiti con 30 persone in una casa per 10 mesi, alla fine fai un rapporto molto stretto con loro, no? Sì. E ti trovi veramente con sorprese, vero Karen? Mm-hmm. Cioè, dal punto che possiamo parlare dell'avventura di sedersi a tavola. Tu andavi a pranzo e mai sapevi prima chi aveva cucinato, secondo cosa aveva cucinato. A volte è meglio non chiedere cos'era, no? Ma è interessante, interessante. Sì, anche io avevo tante esperienze, per esempio quando io devo preparare colazione, per esempio, io abitavo con tante persone di Sud America, Africa, Europa, e io vengo dagli Stati Uniti e ci sono tanti diverse prospettive in come si fa le cose, anche le cose molto piccole. Per esempio, preparare un pranzo, come si fa, non so, pasta o insalata, e ci sono tanti diversi modi, ma è bello perché in quel momento un po' diverso perché tu pensi, questa persona fa le cose molto strane, è sbagliato perché il mio modo di fare è giusto, ma invece ho imparato di provare di capire gli altri, anche di essere aperto con altri pensieri, altri modi di fare le cose. Io qui allo piano ho imparato una cosa, era mangiare piccante. E mangiare piccante quasi con qualsiasi cosa. Figuratevi gente che mette maionese, ketchup nella pasta, gente che mette piccante a tutti, non importava il piatto che tu cucinassi, tu arrivavi con il tuo piatto fiero di te, che dici, oggi ho fatto una cosa che anche la mamma le piacerebbe di mangiare, e tu arrivi lì e tutti mettono piccante, dici cosa stai facendo? E ti sentivi a volte un po' sfinire per queste cose, no? Ma dopo scopri che anche quello, cioè, ti piace, no? Quindi devi un po' perdere tutte le idee che portavi di prima di questo è che in Indonesia è così perché tu pensi che è pam pam pam, no? E invece poi scopri una persona assolutamente diversa. Sì. E scopri che anche lui può essere dono per te, no? Che non è che non sei tu l'unico che vale, sino che puoi, che ne so, scoprire che puoi fare cose o ti piace fare cose che non avevi pensato prima. Sì, e abbiamo detto le esperienze sul cibo, ma anche abbiamo vissuto tante altre esperienze, per esempio con pulizia, di giocare uno sport, non so, tutte le cose di vita, anche lavoriamo in altri posti, oh mamma mia, è molto, molto interessante. Poi alla fine anche c'è il fatto che vai a vivere un posto per tanto tempo senza la mamma. E può essere buffo, ma io era la prima volta che vivevo senza la mamma. E qualcuno doveva pulire i vestiti, stirarli, Sì. pensare a cosa fare di mangiare il sabato sera, pensare a questo tipo di cose che... Certo, E la mamma che è molto importante, sapete?
quando devi essere la tua propria mamma. Fare cura tue cose. Mi ricordo l'esperienza di essere malato in inverno senza la mamma. È una di quelle cose che ti fa sentire veramente sgraziato e solo nel mondo. Ma è precisamente il fatto di aver vissuto con questa gente tanto tempo che costruisci fare una famiglia. Come una famiglia. Punto. E è proprio così. Proprio per questo, una volta abbiamo finito le nostre rispettive esperienze, Sì, qualche tornando mese a fa. casa e vedendo un po' che dici, boh, c'è qualcosa che ti manca, no? E vuoi dare un'altra spinta alla tua vita. Siamo tornati questa volta per studiare all'università, qua nello stesso posto, di nuovo con gente di tanti altri posti del mondo, e precisamente per imparare a portare questo tipo di vita dopo, quando torniamo definitivamente alle nostre case, che già non ci lasceranno ripetere di più. Ma era questo, no? Un po' di uno, lasciarsi sorprendere per la vita, due, non avere pregiudizi, Sì. che ne so, siete felici, sai che alla fine è quel che importa, no? E quindi vi invitiamo tutti a venire qua, parlate con Angelica, che sicuro che è felice di portarvi qua. Sì, venite. E questo, qualcosa di più? No, Abbiamo detto tutto. Sì. E boh, auguri per la vostra giornata. Sì. Vi auguriamo anche un buonissimo corso. Buon studio. Buon studio, sì. E non avete paura degli esami, davvero? Sì. Che noi poi facciamo Anche qua noi. in italiano, che non è la nostra lingua, quindi anche voi potete farli. Ciao. Ciao ragazzi dell'Istituto di Como.